Live Social. Bentornati con noi amici di Live Social, siamo di nuovo qui su Radio Veronica One. Anche questa sera non vi lasciamo soli, ma vi teniamo compagnia con le nostre interviste, con i nostri ospiti, ed ho il piacere di avere con me in questo momento lo scrittore Carlo Bosso. Intanto, buonasera Carlo e benvenuto. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Allora Carlo, dunque mi racconti un pochettino quella che è stata la tua storia, il tuo percorso, come quando hai iniziato a scrivere e come sono nati i tuoi primi romanzi, perché tu hai scritto ben 3 romanzi, giusto? Sì, esatto, ma diciamo che io sono nato più inizialmente come lettore, nel senso che io ero un accanito lettore fin da bambino. Ho cominciato con il mitico Corriere dei Piccoli, che voi giovani non ricordate più, ma che che non lo ricordo. No, ma che era un settimanale che ai miei tempi, parlo di anni 60, quando ero piccolo, era molto conosciuto da noi bambini. E da lì poi è nata l'idea di cominciare a scrivere. Ho cominciato in realtà con le poesie più o meno nel periodo delle scuole superiori e anche universitari, e quindi ho scritto una serie di poesie che poi sono uscite parecchi anni più tardi. Sono 2 sillogi poetiche che ho pubblicato più o meno negli anni 80-90, quindi quando già lavoravo. Poi da lì chiaramente è arrivata l'idea di passare dalla poesia alla prosa. Sì. Il famoso salto, no? Certo. E il problema è che lavorando avevo poco tempo e la prosa richiede molto tempo, per cui per tanti anni ho lavoricchiato ma ho fatto poco. Poi finalmente raggiunta la cognata pensione, finalmente, a fine 2014, allora ecco, mi sono dedicato quasi a tempo pieno ai romanzi e ne ho pubblicati 3. Il primo, che è uscito nel 2016, si intitola Memorie di Crimea ed è un romanzo autobiografico che racconta la mia infanzia, la mia giovinezza in un quartiere di Torino che si chiama Borgo Crimea. Bellissimo quartiere di Torino. Esattamente, e che è un quartiere molto particolare per chi conosce la città, perché tra la città e la collina. Bellissimo. E io ho voluto raccontarlo perché ho vissuto un'infanzia molto bella, molto felice, devo dire, perché per me era abitare in città però vivere in campagna. Esatto. Avevo un nonno che lavorava sulla collina torinese presso un istituto religioso in campagna, e quindi andavamo quasi sempre da lui, abitando lì vicino, e io ho passato la mia infanzia tra animali, piante, fiori, alberi e quant'altro, per cui e l'ho voluto raccontare. Certo. Dopo, l'anno successivo, ho pubblicato un secondo libro che è un romanzo che si intitola Terre di amore e di ombre, e che è ambientato in parte a Torino, in parte nel Monferrato, dove io ho ancora dei parenti, e in parte in Australia, che è un paese che ho visitato e che mi è rimasto nel cuore. Per cui ho voluto ambientare una parte del romanzo lì. Il terzo romanzo, che è il più recente, che è uscito l'anno scorso, nell'estate, sì, è un romanzo molto particolare sul quale forse vale la pena di soffermarsi un momento, perché si intitola Cara mamma, ti prometto che tornerò presto, ed è il racconto vero di un profugo afghano, di un ragazzo afghano che è scappato dal suo paese e che è arrivato in Italia. E questo ragazzo ha raccontato a me la sua storia, e quindi abbiamo deciso di scriverla. Come l'hai conosciuto questo ragazzo? L'ho conosciuto quasi in un sito predestinato, nel senso che io ero andato, parlo del dicembre 2016, ero andato al Circolo dei Lettori a presentare il mio primo libro di cui vi ho parlato, cioè Memorie di Crimea. In quella circostanza, dei nostri conoscenti, dei nostri amici che erano tra coloro che hanno aiutato questo ragazzo che si chiama Liaquat qui a Torino, l'hanno portato con loro e me l'hanno presentato, per cui io l'ho conosciuto in quella circostanza, e dopo la mia presentazione mi ha chiesto se fossi stato disponibile ad aiutarlo a raccontare la sua storia. Io sono rimasto un attimo perplesso, vi devo dire, anche perché scrivere un romanzo a 4 mani con un ragazzo sconosciuto, una storia di cui non avevo la minima idea di che cosa fosse. Certo. Però poi non ho avuto il coraggio di dirgli di no, e quindi mi sono fatto dare. Lui aveva raccolto tutte le sue idee, i suoi commenti su una chiavetta. Io mi sono fatto dare questa chiavetta, me la sono letta. Era un italiano chiaramente approssimativo, però si capiva. E ho scoperto una storia incredibile, terribile, veramente una cosa drammaticissima. E a quel punto ho detto: non possiamo non raccontarla,
Per cui ho detto, Liacato, ok, proviamoci, raccontiamo queste storie. Ci abbiamo lavorato quasi 9 mesi, un parto Un in parto pratica intero. è stato faticoso, è stato un lavoro molto impegnativo, però è nato questo libro e devo dire che e poi questo libro è uscito nell'estate del 2018 e ci sta dando delle belle soddisfazioni. Fantastico, quindi racconta praticamente quella che è la sua storia proprio, Sì. di un ragazzo che fugge dal regime talebano afghano, giusto? Sì, esattamente. Lui scappa dal suo villaggio natale, pensate all'età di 10 anni, Quindi era un piccolissimo. bambino, Un sì. bambino. Scappa perché in quel momento c'era stata appunto l'invasione dei talebani. Mhm. Lui appartiene a un'etnia, perché l'Afghanistan, adesso senza andare troppo nei dettagli, ma l'Afghanistan è un paese diviso in molte etnie. Mhm. Lui appartiene a un'etnia particolare che si chiama Hazara e questa etnia è un'etnia storicamente molto antica ma che è sempre stata perseguitata nell'Afghanistan perché per 2 motivi. Uno, perché pare che derivi gli antenati degli Hazara sono di origine mongola, per cui Ok. si contraddistinguono in un modo un po' particolare. Mhm. E il secondo perché è l'unica etnia dell'Afghanistan che è di religione sciita, musulmana sciita, mentre tutti gli altri sono sunniti. Ok. E si sa che i sunniti considerano gli sciiti come degli infedeli, come noi occidentali, e per cui li stanno perseguitando e li hanno perseguitati negli anni passati. Quindi il papà di Liaquat era uno dei capi della resistenza Hazara e quindi lui a un certo punto perde le tracce del papà. Lui vive in questo villaggio con la mamma, 2 fratellini più piccoli e il nonno che però è anziano e anche invalido, e a un certo punto a 10 anni, non sapendo più cosa fare, decide di scappare perché la mamma non voleva lasciarlo andare via ovviamente, e a cercare il padre, e quindi va in giro per l'Afghanistan in cerca del padre. Da lì nasce la sua storia, che è una storia lunga quasi 20 anni. Ma tu renditi conto, Carlo, di un bambino di 10 anni, cioè di immaginare un bambino di 10 anni che prende una scelta e dice vado a cercare mio padre per tutto l'Afghanistan, a 10 anni. Certo, Cioè che un bambino certo. qua a 10 anni non sa neanche pulirsi Certo, pensate, quando sì. va in bagno. Quindi è pazzesco, veramente. Sì, sì. E poi come ci va? Perché non è che va tranquillo, prende il bus, il treno, voglio dire, in delle va di circostanze nascosto, per pazzesche, cui quindi, insomma, una deve storia scappare, viene inseguito, viene preso, viene picchiato. bisognerebbe fare un film pure. Credo che ci sarebbe materia per fare Qualcosa un da film, raccontare veramente, ci sarebbe, sì. perché è una storia, ha rischiato la vita molte volte, finché poi fortunatamente è riuscito ad arrivare, dopo anni e anni di fughe, è riuscito ad arrivare in Occidente, e poi da lì allora è nata l'ultima parte della sua storia, che per fortuna insomma finisce bene, ecco, perché Certo. adesso lavora a Torino e quindi è abbastanza contento, insomma, si è Sta inserito. abbastanza bene rispetto, insomma, Sì, sì, al sì. passato che ha avuto. Sì, decisamente, Insomma, certo. beh, Carlo, complimenti per esserti preso un po' questa responsabilità di raccontare questa storia, ecco, è una bella responsabilità. sì, direi di sì. È molto faticosa, abbiamo Certo. detto, è stata una bella gravidanza. Hai ricevuto riconoscimenti per questo romanzo? Ma guarda, combinazione, quando l'abbiamo finito in bozza, era uscito qui a Torino un premio che esce periodicamente, che si chiama I Murazzi, Mhm. in cui tra l'altro la casa con la quale io ho pubblicato il libro, che è la casa editrice Genesi di Torino, Sì. e fa parte dell'organizzazione di questo premio, per cui ho pensato di candidarlo. E in effetti ha vinto come inedito, e Fantastico. quindi grazie a questo l'abbiamo pubblicato, per Bello. cui abbiamo avuto questa soddisfazione. Adesso diciamo che siamo anche molto contenti perché, oltre ad averlo già presentato proprio l'anno scorso di questi tempi Mhm. al Circolo dei Lettori, Sì. abbiamo avuto anche la possibilità di un servizio sul telegiornale regionale a cura della giornalista Laura De Donato, che Sì. ha fatto un servizio proprio nei momenti in cui noi l'abbiamo presentato al Circolo dei Lettori, ne ha Ok. parlato. Mhm. E poi in seguito forse anche a questo abbiamo avuto varie richieste di presentarlo, commentarlo sia in sedi torinesi sia anche in giro per il Piemonte. Fantastico. Quindi siamo stati in vari Avete fatto un po' di tappe, insomma. sì, a siamo presentare. stati in vari posti, Saluzzo, Bellissimo. Pino Torinese, insomma adesso non li sto a elencare Elencare tutti, vabbè, ci però sta. Però insomma vi ha regalato delle belle soddisfazioni, questo è innegabile. ce le sta ancora E ve regalando. le sta Solo ancora regalando. sabato eravamo in un paesino qui della Valle di Lanzo, abbiamo ottenuto
la possibilità di fare questa anche presentazione e abbiamo avuto un pubblico di 80 persone, che per un paese certo, piccolo e soprattutto per eventi culturali che non è che siano poi seguitissimi, purtroppo, devo dire è una bella soddisfazione. Assolutamente. Ma e quindi vorrei sapere dove possiamo acquistare, oltre a questo libro, tutti i tuoi libri comunque, Carlo. Ma dunque, purtroppo appunto essendo è un circuito abbastanza marginale, per cui non siamo nelle librerie principali per il momento. Poi non poniamo limiti alla provvidenza. Assolutamente però, no. Per il momento, quindi direi che la cosa più semplice è acquistarlo via Amazon. Sì. Oppure sul sito della casa editrice, che è www.genesi.org. Esatto, bravissima. Perfetto. E se no, forse in qualche libreria Feltrinelli di Torino magari si può ordinare. Credo per esempio in quella del Lingotto forse ce l'hanno. Ok. Si può trovare più comodo però su internet. Sì, probabilmente sì. Più comodo su internet. Sì, è più comodo. Ci sono progetti nuovi ai quali stai lavorando invece, Carlo? Ma adesso sto lavorando a una storia di nuovo mia, solamente più mia, torno all'antico e l'ho quasi completata, sono quasi alle bozze conclusive ed è di nuovo un romanzo, è una storia che ripercorre un percorso di un mio antenato che è emigrato tanti anni fa. Così ricordo un po' agli italiani che non solo riceviamo qui i migranti, ma che anche noi siamo stati un popolo di migranti in passato, forse ogni tanto bisogna ricordarlo. Ogni tanto, e quindi ho recuperato questa storia di famiglie e la voglio proporre. Bravo, fai bene, bisogna anche ricordargli che non solo siamo migrati all'estero, ma anche dal sud al nord siamo migrati, dentro al nostro stesso paese. Certamente. E che siamo stati discriminati da noi stessi italiani. Certo. Quindi voglio dire, bisogna ricordarsi un po' la storia prima di scrivere quella futura. Sono molto d'accordo. Sì. Quindi io vorrei dare un po' anche l'opportunità comunque a tutti i nostri amici e amiche di Live Social, insomma, di seguirti in questi nuovi progetti. E quindi visitando magari la tua pagina Facebook, che terrai aggiornata, Carlo Bosso, e anche quella del libro, perché ha una sua pagina, Cara mamma ti prometto che tornerò presto. Esatto. Ricordiamo anche il sito della casa editrice, www.genesi.org, un numero di riferimento che potete contattare, il 334 1727 757, e potete anche scrivere una mail, bosso.carlo@alice.it, che magari avete una storia da farvi scrivere da Carlo, non si sa mai, ormai è diventata un'abitudine. Sto scherzando. Certo. Ovviamente io, Carlo, ti faccio i complimenti, davvero, bellissime soddisfazioni quelle che hai raggiunto. Mi dai anche un po' la speranza che poi riusciamo, anche dopo la pensione, no, si raggiungono delle belle soddisfazioni. No, assolutamente. Troppe, troppo. Di più di prima. Di tutte le altre. È una nuova vita. Per me vedo l'ora di andare in pensione. È una rinascita. Ma io non ci andrò mai, Carlo. Che per voi giovani è dura, lo so. Male, io ho una figlia più o meno della tua età e vi capisco. Siamo messi male. Vabbè, io intanto ti ringrazio davvero per essere stato qui. È stato un piacere conoscerti. Ti auguro una buona serata. Grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Live Social.